tutti scemi. Tutti a lei capitano, sì. E se n'è andato. Allora io ho aspettato, ancora aspettai altri 10 minuti col cuore, signor La Rosa. Pare che era passata mezza giornata. Finalmente arrivava un altro impiegato, questo stavolta camminava normale, aveva un giornale sotto la mascella, sotto la sua ascella. Sotto la sua ascella. La sua ascella? Sì. Scusi, si chiama ascella e basta, non si chiama mascella. Si chiama ascella? Sì. Ma ascella non è nome comune di cosa di tutti? Certo, la ascella. E la mia non si chiama mascella? Sì, la sua si chiama sascella. Tascella. Vabbè, lasci perdere, guardi, per favore. Col giornale sotto la sua ascella, questo, che camminava normale. Camminava normale. Arrivò di uno sgabello alto, così, siccome io era bello alto, non c'aveva i problemi che abbiamo noi. Di che cosa? Come chittare il salto per salire. Non siamo molto alti. Che appoggiare il piede e poi tu ti sbatti, quindi lo devi. Chi sto chiana, tranquillo, prende il giornale, o apre, o poggia nel vetro davanti all'oiblò che c'era. E si mise fermo così. Proprio così. Io fermo là. Sì. Pensai, non mi avrà visto. Beh, certo, lei è persona educata. Non mi avrà visto perché ero un poco deflato io, no? E allora ho fatto un colpettino di tosse. Bravo, per farsi notare, per farsi sentire. Sofforo. Pensai, non mi avrà sentito. Bravo. E aumentai il volume. A risufforo. Niente. Allora pensai, dico, sarà preso di chi che sta leggendo forse. E aumentai. Passavo uno, mi si gioia, curate che si è combinato male. Ma come? Ha trovato un altro liscio, un altro catanese liscio. Ma come? Quindi lei non solo stava cercando di farsi sentire, vabbè. Ma i catanesi, signor così, i catanesi sono lisci, sono i catanesi. matelici. L'altro giorno ho visto una carusa qua davanti. Sì? Sono venuto alla trasmissione. E un tempo che parcheggiavo la macchina, sta ragazza stava cercando di fare partire una Vespa. Sì. E io per essere sempre gentile, appena sceso dalla macchina, a lei ci disse l'aria. Io non mi caricavo, me ne disse in carretta. Certo, a Catania l'aria. Sì, ti dico per essere gentile. Lei doveva parlare in modo tale da far vedere che c'era l'apostrofo, l'apostrofo aria. È l'apostrofaria. Vabbè, comunque. Basta. Niente. Allora ho cominciato a parlare. Ho detto, c'è permesso? Sì. Niente. C'è qualcuno? Sì. C'era qualcuno, ma io che dovevo dire? Scusi, c'è qualcuno? Niente, di qua ci entrava e di qua proprio si vedeva. Che cosa? Che ci entrava l'aria e di qua ci diceva c'è qualcuno. Ma che dice? Come si vedono? Ma le lettere come si possono vedere dall'orecchio? Vabbè. E dopo mi ho preoccupato. Giusto. Perché io ho pensato, dico, vuoi vedere che ci è venuto un X e è morto proprio là dietro il giornale? Vabbè. Mi precipito. Quindi lei si è preoccupato della sua salute? Mi precipito di corsa, signor La Rosa. Precipita di corsa? Ci ho messo la mano dentro l'oibò. Sì. Ci seccai la mano, ci abbassai il giornale e guardandolo da faccia disse, scusi. C'è qualcuno? Questo mi guarda e mi fa, dice, perché io che cosa ci sto parendo? Trasparente? Per giunta. E allora io ci ho detto no, perché siccome non mi rispondeva, e questo mi fa, dice, non ci rispondevo perché c'è un motivo. Sì. Non ci rispondevo perché lei sta disturbando, che qua c'è gente che sta lavorando. E allora io giustamente, educato. Bravo. Signor La Rosa, ero con freno a mano terapia. Paziente. In quel caso lei era paziente, non solo educato, paziente. Magari che stavo bene, però ero paziente. Ma che c'entra, scusa? Non so, che c'entra? Lei era paziente, basta. Appunto. Dice lei... lei pensava, no paziente dell'ospedale, no, paziente, vuol dire che aveva pazienza. Dice lei non dice che sta disturbando, che qua c'è gente che sta lavorando. Ci disse unni. Io non mi farci unni chi. Io ci dissi chi. Lui mi farci lei che cosa ha detto? Ci disse c'è qualcuno. Dice dove? E ci disse, ma dove chi? E lui mi fa, chi? Io sapevo che mi confondo. Sì, lo so. Ci disse, ma chi? Questo nervoso mi fa, lei che cosa ha detto? C'è qualcuno, ciune.
Stessimo 20 minuti, 20 minuti assai. Ma perché siete due stupidi? Minuti. Due stupidi, com'è che non fate a capire che la... Dopo 20 minuti ha capito che quel qualcuno ero io. Come capivo, non è che la cosa si complicava. Certo. Pigliavo un giornale tutto nervoso, tutto tutto, diceva, ma ho capito, oggi è una giornata che non si può lavorare. Pigliavo un giornale, si è messo sotto il casetto, perché fare, avanti il prossimo. Ma c'era solo lei. Ma il prossimo dove? Avanti il prossimo. Sto perdendo la pazienza io che non c'ero, guarda. Ma come avanti? C'ero io solo da tutta la stazione di Catania e c'ero io solo. Che cosa dovevo fare? Non lo Sempre so. col freno a mano Sì. tirato. Ci dissi, eccomi qua. Che sto mettendo mi farci, ma perché che viene lei? No, veramente prima c'era questo signore. In decanno pilastro c'era questo signore, però è stato gentile, siccome ci ho spiegato che avevo premura mi ha fatto passare. Meno male. Perché mi fa dire, avanti, ho capito, lei è spiritoso. E mi accorgi, signor La Rosa, che era di nervosissimo. Sa che c'è nei ticchi? Ah, con i ticchi nervosi. Che i ticchi, che più si innervosiscono, più i ticchi ci aumentavano. Avanti, dice, ho capito, oggi non è giornata che si può lavorare. Che si sa i causi così. Vediamo, si abbassava i pantaloni, poi dava un corpo tipo a cedazzo quando vola, così, no? Poi si abbassava la lente, e si abbassava la cravatta. La cosa impressionante è che la cravatta non ce l'aveva. Quindi era... Però io non facevo un riflesso, era un riflesso condizionato. Non ce l'aveva. Ma roba da mafia. Non solo col tic nervoso, ma anche col riflesso condizionato. Allora, perché mi fa avanti, ho capito, si può lavorare, cominciava un po' avanti, mi dice, che cosa vuole? Oli. La Rosa, io 53 anni nella mia vita, oli, non l'avevo sentito dire mai. Neanche io, Mi fermai e disse, scusi, non ho capito cosa ha detto. Ci ho detto che cosa vuole? Oli. Cioè, se senta, siccome mi impressiono, quando parla con me, per favore, l'eco ci può staccare. Ma come l'eco? Che ci stacca l'eco? E questo mi fa... È lui. Aveva un problema. Vabbè, l'eco. E lui mi fa quali eco. Cioè, se guarda che lei quando parla c'ha l'eco, avanti mi fa. Non mi facesse perdere tempo, Che cosa desidera? Che cosa vuole? Oli. Io, mi piangeva la lingua, ma cara mia. Certo. Il cuore che mi batteva a Roma, che mi aspettava. Certo, lei era emozionato che doveva andare a Roma. Era emozionato. Cioè, se guardi, avesse a pigliare un treno. Come ci disse, avesse a pigliare un treno. E che ci disse? Cornuto. Mi tagliava, mi fa... Madonna, pensai stiamo a fare tutti i vocali così, ci vuole mezz'ora. Certo. Invece per fortuna si fermava a uno. Quindi ne ha dette solo due. Vabbè. Ha fatto un treno a pigliare, mi dice, un treno. Che cosa voleva prendere? Che qua si può pigliare ci disse su una dita. Sì, certo. Solo un treno si può prendere. Che cosa voleva prendere? L'autobus, su. Avanti, mi pare, dove devi andare? Io tanto ero impressionato che ci disse, mi facesse un biglietto per Roma. Lei? Io? Questo mi guarda e dice, ma che mi prende in giro, iro? Ci disse, ma allora sai che hai l'eco, scusa. Ma insomma, era un dialogo assurdo fra due pazzi. Vabbè, allora... Avanti, mi pare. Avanti. Ne scemi i sordi, ordi. Io giustamente pigliai i sordi, ordi, e mi sento a tavolino, ino, e ne usciva la mano, e si sucava. Che sta facendo? Che sto facendo? Che tu che facevo io, no? Poi pigliavo un blocchetto, pigliavo una pinna,
mi dà e mi fa dice eravate diventati. Non faccio lo spiritoso. Eravate diventati della stessa religione. Non faccio lo spiritoso. Allora, abbiamo detto Roma, e io persino che Roma. Andata e ritorno, no, momento. Quale andata e ritorno, orno? Prima che mi fanno fare Catania-Roma, Catania-Roma, Roma. Non mi fanno scendere io dal treno, scusi. Andata e ritorno, punto. Basta, solo andata e ritorno. Andata e ritorno. Sì. Lei non si preoccupi, infatti, lei pensa al suo lavoro che il mio ci penso io. Ma ci pensasse buono, certo. Certo. Allora, Roma, andata e ritorno, orno. Cuccetti? Giusto. Giusto che? Io italiano, scusi. Prima che dico qualche mala parola, mi vuole ripetere quello che ha detto? Sì. Mi ha detto biglietto a andata e ritorno, per Roma, Cuccetti? Io ci ho detto, ma perché lei mi sta vedendo accompagnato? Ma che c'entra? Scusi, ma che cosa c'entra? Dice no, allora Stacetti, qui è. Ma quale Stacetti, chi la conosce questa Stacetti? Io devo fare Cuccetti per dormire. Certo. Un momento. Non portiamo parola avanti, ci ho detto io, perché secondo lei io viaggio di notte sul treno per Roma con questa Cette che non conosco e sta Cette dormi e io dormo? Se informa sto paese che tutti i femmine che sono curcato con mia non hanno dormito tutta la nottata. Scusi, tutta la nottata? Forse esagerai un po'. Esagerai un po'. Vabbè, diciamo un po' meno. Vabbè. E io dopo mi disse Cuccetti per dormire. Sì. Cuccetti per dormire significa ta. Che è quella cosa che lei si cinfica, si addormenta e domani si sveglia a Roma. Piglia un biglietto, lo ha strappato, me lo ha buttato nella faccia dicendomi e ora se ne vada. Io acchiappai il biglietto al volo italiano e facessi ma va Va bene, ecco. E poi è partito il signor